diventa un risultato estremamente importante e arricchisce ulteriormente quello che è il panorama dell'atletica del mezzofondo, soprattutto in campo nazionale. Ora si stanno preparando i concorrenti della prima serie dei 110 ad ostacoli, ancora non sono pronti, mentre nell'asta che abbiamo un po' trascurato siamo a 3,10. 3,10 e salto positivo su questa quota. Mentre parte la prima serie degli ostacoli, dei 110 ostacoli maschili, con Emanuele Rago della Puglia, Andrea Pacitto delle Marche, Luca Zampieri dell'Atletica Nevi, quindi società veneta vicentina, Leonardo Visentin del Treviso Atletica e Diego Lassini del Friuli Venezia Giulia. Tutti i concorrenti con personali poco al di sotto dei 16 secondi. Ed ecco lo sparo, li vediamo in piena azione in corsia 3, si mette in luce Andrea Pacitto delle Marche, terra di grandi ostacolisti le Marche, ma nel finale esce Diego Lassini, che con 15,81 viene a sfiorare il primato personale nonostante un vento contrario che pregiudica notevolmente la validità tecnica di tutte le gare di velocità e di ostacoli sul rettilineo. D'altra parte, dicevo, nelle località di mare sono grande ricettività alberghiera, grande disponibilità, però il rischio è sempre quello di avere delle condizioni atmosferiche avverse e per condizioni atmosferiche avverse ci riferiamo soprattutto al vento, che molto spesso va a pregiudicare i risultati. E abbiamo qui il nostro magnifico, ma io vorrei anche il tuo amico qua, perché ho visto che prima uno per volta, li seguiamo uno per volta. Enrico, lui adesso ti sta ascoltando e devi stare molto attento a come ti esprimi. Allora, avete fatto, ecco, sì. Avete affrontato 2 gare nell'arco di una settimana e per 2 volte è prevalso. Ho visto che oggi ci hai provato con più convinzione rispetto alla passata, a parte che il livello tecnico dell'altra gara era ben diverso, vero Emanuele? Cioè, 3,45 mi sembra un risultato notevole. Allora, come la vivete questo dualismo? Ma che poi c'è anche un terzo, Mattia, non è da trascurare, è sempre lì in agguato, bisogna tenerlo d'occhio quello. Ma tu vieni da distanze, diciamo così, più veloci, quindi sei campione italiano degli 800, saresti anche il campione italiano indoor degli 800, però ho già ricordato quell'episodio sfortunato, che tra l'altro ti ha fatto grande onore, non hai fatto nessuna... Ecco, i tuoi obiettivi per questa stagione quali sono? Tu punti di più ai 1500 e agli 800? Non lo so, a me piacciono di più gli 800, però mi sono accorto in quest'ultimo periodo che posso rendere di più sui 1500. Poi quest'anno ho trovato un degno avversario, direi, che ancora non sono riuscito a battere, se non nel primo 800 che ho fatto, quindi almeno sull'800 prevalgo ancora io. Quindi diciamo che ti tieni buone queste possibilità. Sì, la settimana prossima punterei ad andare a Caprino, proviamo a fare il minimo anche sugli 800. Sugli 800, perché vabbè, il minimo per i mondiali dici? Sì. Certo. Quando sono i mondiali? Dal 22 al 27 luglio. Quindi voi già ci siete dentro perché con i vostri minimi appunto, però per il fatto che siamo in 3 quindi, ne portano 2. Esatto. Emanuele Beran, tu hai fatto grandissimi risultati fin da giovane e adesso stai confermando quanto avevi fatto vedere da giovane. Sì, io faccio sempre il mio lavoro, quello che devo fare e cerco di farlo ogni volta al meglio. Le tue caratteristiche però sono un po' diverse dalle sue, secondo me. Cioè, sì, io sono più sulla proiettato resistenza. Verso, quindi anche 3.000 eventualmente, 5.000 alla lunga. Sì, io adesso faccio i 1.500 così, ma in futuro penso di passare 5-10.000. Ti abbiamo scoperto nel cross, noi ci ricordiamo di quando infliggevi qualche centinaio di metri dei tuoi avversari. Solo metri? Insomma, dai, anche diciamo qualche centinaio di metri. Ecco, allora voi avete come prospettiva ovviamente i campionati italiani adesso. Il prossimo appuntamento per voi è quello dei campionati italiani. Scusate un attimo che vediamo questa seconda serie, Variola, Ferrighetto, Signorile, Costa, Santori, ed è in corsia 3 Ivan Ferrighetto del Veneto
Ivan Ferrighetto che viene a vincere con 15,39, diciamo che non è molto lontano dal suo personale. Allora, dicevo, per i campionati italiani vi rincontrerete o vi sfuggirete? No, no. Speriamo di incontrarci. Cioè, Sì. lì per incontrarvi dovete fare tutti e due i 1500, Però io penso che farò pure gli 8. quindi farai gli 8. Quindi arriverò ai 1500 se tutto va bene con 2 gare prima, perché ci sono sia qualificazioni che finale. Se Certamente. tutto va bene. Che Tu invece? per me va benissimo. Ma stai zitto. Tu i 3000? No, io volevo fare 8 1500, ma visto che ci sono le qualificazioni e tutto, preferisco fare il 1500 e cercherò di fare... Quindi farai una sola gara ai Sì, campionati sì. italiani. Benissimo, allora io vi faccio un grande in bocca al lupo anche per i mondiali, perché Crepi, Grazie, qui grazie. voi siete il futuro dell'atletica, tutti e due avete dimostrato grandi qualità e insomma sappiamo che i vostri allenatori sono di grandissimo livello, vogliamo ricordarli i vostri allenatori. Roberto Celato. Massimo Pegoretti. Ecco, Roberto Celato e Massimo Pegoretti ormai sono allenatori di grande esperienza. Massimo Pegoretti ci ricordiamo anche come atleta, quindi cioè, oltre che essere responsabile del rappresentativo del Trentino, mi pare, no? Ecco. Salutiamo anche Mattia Padovani che adesso certo. non è qua dentro, ma Ecco, questo è un bel gesto è quello il che trio stai delle facendo. meraviglie, fa parte del trio. Benissimo, allora noi vi aspettiamo per i campionati Grazie. italiani intanto. Certo. Ok, in bocca al lupo ragazzi. Grazie mille, Crepi, Ciao, grazie. Ciao. Ecco, abbiamo potuto apprezzare questa forma di cameratismo tra questi due giovani atleti che oltre ad essere avversari e se la danno di santa ragione quando sono in pista, però sono grandi amici e non hanno dimenticato l'altro loro amico Mattia Padovani. Hanno voluto ricordarsi anche di Mattia Padovani, l'atleta lombardo che oggi è arrivato terzo e che comunque è diciamo il completamento di quel trio delle meraviglie di cui parlavo prima. Allora adesso andiamo a vedere però la terza serie dei metri 110 d'ostacoli, la terza serie in cui avremo gli atleti con i migliori tempi di accredito e andiamo a vederli nel dettaglio. Tra poco li vedremo dietro ai blocchi, quindi quando il regista inquadrerà la partenza dei 110 d'ostacoli li presenteremo degnamente. Nel frattempo in pedana Giulia Camporese, Veneto che conduce la gara con 56,60. Ecco, dalla pedana del martello vediamo inquadrata Giulia Camporese, la campionessa italiana della categoria lieve, nonché ex primatista, più volte ha battuto il primato italiano nella passata stagione ed ora col martello da 4 kg, che non è esattamente la stessa cosa del martello da 3, ha già migliorato più volte il primato regionale della categoria juniores. Vediamo se è valido questo suo lancio. Temo che era nullo. Beh, insomma, si sa, il martello, il rischio è sempre quello del riuscire a mantenere un perfetto equilibrio in pedana, mentre nella pedana del peso mi pare di vedere una figura, non sarà rosa chiara quella che sto vedendo? Caterina Pausini dell'Emilia Romagna, primo tentativo a 3 reti. Seduti. Stanno partendo gli atleti della serie migliore dei metri 110 ad ostacoli, sono nei due blocchi Francesco Marconi, Pier Francesco Battistini, Alessandro Faragona, Romolo Benatti, Luca De Maestri, Simone Fassina. Dalla prima alla sesta corsia il miglior tempo di accredito è quello di Alessandro Faragona che l'anno scorso è stato quarto ai campionati italiani allievi, ai campionati italiani juniores.
Vediamo nella corsia numero 5 Luca De Maestri della Lombardia. Luca De Maestri che va a vincere, attenzione al tempo, 14,27, sfiora il primato personale e vediamo le bandiere a centrocampo che si stanno muovendo in senso contrario al rettilineo. Allora abbiamo con noi il presidente del comitato provinciale veneziano della FIDAL, Vito Vittorio, che ormai è una figura immancabile in queste manifestazioni. L'abbiamo visto l'anno scorso, sempre onnipresente per quanto riguarda i campionati italiani a Jesolo, sia cadetti che quest'anno a Caorle. Sembra che si sia concentrato in questo inizio di stagione tutte le manifestazioni a Caorle, e lui è uno degli artefici di questa manifestazione. Cosa ci dici di questa giornata di gare, Vito? Come tutti ricordiamo è la storia dell'atletica non soltanto italiana, cioè non soltanto veneta e veneziana, ma anche italiana. Caorle ha ospitato per 20 anni uno dei meeting internazionali più importanti che ci siano stati in Italia, e quindi l'atletica veneta queste pedane su questa pista ha scritto pagine indimenticabili della propria storia, per cui come presidente provinciale è ovvio che per me è non solo un piacere, ma è assolutamente indispensabile riportare Caorle insieme a Jesolo come località di riferimento per l'atletica italiana, e credo che questa sia una manifestazione, questa giornata, che sta dando una risposta positiva a queste nostre aspettative. Una splendida giornata che, come dire, mette in condizioni gli atleti di esprimersi al meglio, e i risultati credo lo stiano confermando. Abbiamo visto risultati notevoli, abbiamo cominciato con Folorunso subito che si è presentata nei 400 ostacoli con un tempo inferiore al minuto, ma qui a Caorle la settimana prossima ci sono i campionati regionali allievi, dalle quali usciranno i migliori talenti. La vetrina del Veneto esprimerà ancora una volta il suo potenziale, diciamo così. Cosa ti aspetti da questi campionati regionali allievi? Beh, noi sappiamo tutti che gli allievi ormai, come dire, hanno un ruolo determinante nell'atletica italiana, cioè sono la categoria che in qualche modo, come dire, conferma quelli che sono gli auspici che vengono individuati magari un po' nella categoria cadetti, ma che come dire, tra gli allievi si confermano, per cui tutti quelli che saranno i futuri campioni transitano attraverso questi campionati che poi... Ti chiedo scusa, vediamo Prego. inquadrato uno dei più grossi talenti in campo nazionale, 17 metri, Paolo Vailati della Lombardia, è proiettato verso i vertici nazionali con 17 metri, siamo su misure altissime. Scusami se ti ho interrotto, ma mi sembrava giusto, perché siamo qui per gli atleti ovviamente. Certamente, per quello che dici conferma proprio quello che stavo dicendo, cioè come dire, qui abbiamo il meglio del futuro dell'atletica, nonostante qualche assenza dovuta a impegni internazionali, di nazionale, però abbiamo, come dire, non me ne vogliano le regioni assenti, ma abbiamo le regioni più importanti del panorama dell'atletica italiana, e nella categoria che è la categoria junior, cioè under 20, che certamente è l'anticamera, diciamo così, è l'anticamera di quelli che saranno del massimo livello, degli atleti che approderanno poi, ci auguriamo tutti, alle Olimpiadi. Per cui insomma credo che Caorle confermi questo ruolo, cioè un ruolo di primaria importanza, che speriamo di poter confermare anche negli anni a venire. Ecco, io, visto che tu sei il presidente del comitato provinciale, ho notato in questa stagione un notevole fermento nell'attività giovanile della provincia di Venezia. Ci puoi dire qualcosa in proposito, visto che tu sei diciamo, il massimo esponente dal punto di vista politico dell'atletica veneziana? Beh, certamente Venezia, anche grazie a questo lavoro di promozione che viene in parte anche assolto dall'organizzazione di questi grandi eventi. Noi ricordiamo e sappiamo tutti, e tu me lo confermerai, perché oltre ad essere un eccellente telecronista sei anche un tecnico di atletica, quindi ne sai certamente molto più di me. Tu sai che anche la funzione dei grandi eventi
è importante nella promozione perché fungono da traino, per cui 4 anni di promozione di grandi eventi a Jesolo probabilmente hanno come dire, assolto anche una funzione di promozione che adesso incomincia a dare i propri frutti, quindi Venezia ritorna a, come dire, a giocare un ruolo anche nel settore giovanile. E si sta vedendo, cioè, le società notevoli, crescita del giovanile, cioè, cito qualche società, Riviera del Brenta, Marcon, Coin, sono le società storiche, diciamo così, che si erano sempre impegnate nel settore assoluto, soprattutto Marcon. Adesso Marcon è una delle più floride realtà giovanili del Veneto. Insomma. Intanto scusami perché sta partendo la prima serie dei metri 100 donne con Rungaldier, Borsatti, Sara Namer, Monica Cassano e Alice Zecchin. Sono concorrenti che hanno personali poco al di sotto dei 13 secondi, quindi ecco, io vorrei ringraziarti per la tua presenza, ecco. In corsia, vediamo, in corsia 6 forse, Alice Zecchin, 12,99 è il tempo della vincitrice. Ecco, una atleta veneziana che sta crescendo molto in questa stagione è proprio Martina Favaretto. Abbiamo visto adesso una serie importantissima dei 100 e uno dei talenti sicuramente veneziani che si sta esprimendo ai massimi livelli è la Martina Favaretto, campionessa italiana indoor, nei 60 indoor, detiene in questo momento il miglior risultato regionale anche sui 100 outdoor. Adesso purtroppo oggi non gareggia, ben per lei, perché è impegnata proprio in nazionale nella preparazione delle staffette per i prossimi impegni nella nazionale maggiore, per cui questo conferma proprio quello che dicevi tu, cioè il frutto di una promozione. Certo. E allora io proprio volevo complimentarmi proprio con te, perché come massimo esperto per questo fermento di attività veneziana ti ringraziamo per la tua presenza e andiamo a seguire questa manifestazione. Avremo modo forse tra l'altro di vederci anche la prossima settimana, perché qui ricordo che la prima giornata dei campionati italiani allievi verrà trasmessa in diretta streaming proprio su questa emittente. Buon lavoro. Tanto vediamo che si stanno preparando le concorrenti della seconda serie. Eccola intanto il podio della gara del salto in lungo con la vittoria di Paola Ercoli davanti ad Eleonora Andreis del Veneto, Paola Ercoli della Lombardia, Eleonora Andreis del Veneto. Sono due delle atlete emergenti in questa specialità. Jessica Dello segna il suo primo tentativo. Nella seconda serie dei 100 donne avremo impegnate, le vediamo ora già pronte dietro ai blocchi, Annalisa Lucarelli della Puglia, Sara Grossi dell'Emilia Romagna, Luna Monego del Coin Venezia, Sofia Elena Sarcina della Puglia e Alice Murari del Veneto. E sono tutte concorrenti con personali intorno ai 12,50, 12,60, quindi già cominciano a essere atlete di notevole interesse, ma le atlete più accreditate le vedremo nella terza serie. Ed è partita la seconda serie.
con velocissima in terza corsia Sara Grossi dell'Emilia Romagna, che va a vincere davanti a Alice Murari del Veneto. 12,60 per Sara Grossi, non molto lontano dal personale. Nel frattempo mi sembra che sia un po' calata l'entità del vento contrario al rettilineo. Mi spreco. 48-34 per Casarotto, mentre nell'asta abbiamo visto il salto positivo al primo tentativo di Sara Sganzella, che eguaglia così il suo primato personale. Sara Sganzella si eguaglia nell'asta, 3,30, atleta veronese che oggi veste la maglia del Veneto, e quindi siamo su atleti che stanno crescendo. Sara Sganzella. Ma a proposito di atleti che stanno crescendo, qui vicino a me c'è un atleta che sta crescendo, lo vogliamo ricordare. Lei è una delle migliori esponenti della gara ad ostacoli, degli ostacoli alti. Virginia Morassuti, Assindustria Padova, la tua società. Sì. Buongiorno Virginia. Oggi ti sei trovata di fronte a una Folorunso Sì, per però il momento imbattibile. devo dire che è un'avversaria molto valida, e per fortuna anzi che ce l'ho come concorrente rivale, perché devo dire che sono sempre ottimi stimoli. E riguardo alla prestazione, questa parte di stagione naturalmente è andata meglio dell'anno scorso, nel senso che non c'è ancora la brillantezza della forma fisica mi pare che si che potrà sia anche raggiungere. normale, certamente. Infatti, Poi c'è anche vedevo quelle bandiere lì che ecco, continuano infatti a che incombere. non mi fanno troppo felice. Non ti fanno felice. Però insomma si punta a fare il meglio a Torino, dove sono sicura che arriverà insomma Quello di oggi è il tuo miglior risultato stagionale? mi pare, no? 48, no, ho fatto 48. CDS a Vicenza e sfortunatamente c'è sempre questo vento, che però speriamo sarà a favore Ti sta alle prossime. perseguitando. Sì, appunto. Speriamo che a Torino ci sia il vento alle spalle. Sì, sì, Ricordiamo chi è la tua allenatrice. Sì, certo, infatti a lei voglio dare un ringraziamento speciale, perché sempre insomma mi sostiene, ed è Alessandra Pietrogrande, che no, ce e la suo ricordiamo marito tutti. anche la mia famiglia comunque. Ecco. Quindi il tuo obiettivo sono i campionati italiani, insomma, Sì, sì. diciamocelo. Tu Diciamo di sì. punti a un grande risultato ai campionati italiani, e forse Iomid farai 400 ostacoli lì, quindi avrai Ma forse non importa, anche se ci sarà una bella gara. Ecco. Tanto scusami che sta partendo Certo. la serie migliore dei 100 con Putti, Forghieri, Ogede, Gorno, Cadetto e Iori Cadetto. Leonora Cadetto della Lombardia è l'atleta più rappresentativa, almeno sulla carta, ma attenzione, la partenza di Ogede, Cadetto, ma anche in seconda corsia Paola Forghieri, ed è Cadetto, Eleonora Cadetto. 12,38 con un vento che, vedi, se tu avessi corso adesso forse. Ecco. Dai. Ecco, quindi ostacoli, ma anche ho visto che tu hai fatto anche le prove multiple, mi pare. Cioè, ci pensi a questa specialità? Sì, no, diciamo che è stata abbastanza fondamentale nei primi anni, quando Con ero un'attrice allieva. come Alessandra potrebbe Sì, essere appunto, che magari ti venga il ghiribizzo giusto. Però dai, per adesso insomma siamo sugli ostacoli, questo è l'obiettivo. Bene, allora Alessandra, io ti faccio, Virginia, scusami, Sì, stavo sì. pensando ad Alessandra, ti faccio tanti auguri per la stagione, per Torino Grazie. soprattutto, e ti aspetto magari alla prossima per Certo. festeggiare magari il risultato di Torino. Volentieri, Ok? incontriamoci. Ciao. Ciao, grazie. Campione mondiale di salto triplo in una memorabile gara indoor nel 2001, dove sconfisse il maestro Gianmatteo Idua. Spostalo. E fu quella veramente un'impresa storica che tutti ricordiamo con enorme piacere. Paolo ora è validissimo referente del settore tecnico nazionale per i salti in estensione. E al terzo posto, con il tempo di 14,90 per l'Emilia Romagna, Pierfrancesco Battistini. Intanto vediamo inquadrata la premiazione dei 110 ad ostacoli.
con 14,86 per il Veneto, Francesco Marconi. 110 ostacoli maschili, la premiazione che Ha vinto la gara con il tempo di 14,25 per la Lombardia, Luca De Maestri. ecco il vincitore è Luca De Maestri, un atleta che sulla carta era sì molto quotato, ma poteva anche non essere, quindi in questa circostanza lui si è molto migliorato e ha dimostrato anche un certo carattere. Tanto siamo già al secondo turno di lanci Della Lombardia va a superare al secondo tentativo i 3,30. Gara ancora molto equilibrata. Nel getto del peso fino alla chiusura del terzo turno di lanci c'è Ilaria Mezzalina con 12,19 davanti a Marta Baruffini 12,05. Ricordiamo che in pedana abbiamo anche Chiara Rosa per una gara extra assoluta. Intanto mentre si stanno preparando i concorrenti della seconda serie, abbiamo con noi il primo cittadino della città di Caorle. Abbiamo fatto grandi elogi di questa città di Caorle che dimostra una grande sensibilità, una grande attenzione per le questioni di sport e quindi con chi dobbiamo parlare se non col primo cittadino per capire quali sono le intenzioni nel futuro di Caorle proprio riguardo allo sport e magari riguardo all'atletica in generale. È con noi Luciano Striuli, il sindaco di Caorle, e sentiamo che cosa ha da dirci, ma tra l'altro l'impressione che ha avuto di fronte a questa platea di giovani atleti che vengono da 7 regioni dell'Italia. Bene, grazie intanto dei complimenti rivolti alla città e buongiorno a tutti. Caorle offre una ricca dotazione di impianti sportivi di ogni tipo, di ogni genere, per cui ben si presta a manifestazioni, a meeting, sia che siano di atletica leggera e anche di altre discipline sportive. La città ha sempre investito nei vari decenni sullo sport, perché comunque Caorle ritiene che lo sport sia uno dei veicoli. Intanto vediamo alcune delle primari. immagini della città di Caorle, splendida tra l'altro città di Caorle, e non lo dico io ma lo dicono tutti, quindi non è che scusi se Prego. Dicevo che lo sport è stato sempre considerato dalla città, dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo qui a Caorle come uno dei veicoli di primo ordine ed eccellenza per la promozione anche turistica del territorio, proprio perché lo sport va a condividere dei valori che vanno anche al di là dello sport stesso, sono valori assolutamente trasversali, universali. Pensiamo al rispetto delle regole, pensiamo all'accettazione delle diversità tra le persone, pensiamo alla promozione del benessere psicofisico del corpo, per cui questi valori nessuno può smentire che siano valori di eccellenza e lo sport, dicevo, è uno dei veicoli prioritari. A Caorle noi facciamo circa 400 manifestazioni all'anno e più di metà sono a carattere sportivo e hanno molte di queste anche valore internazionale, perché recuperiamo competizioni sportive di alto livello a carattere internazionale. Ovviamente proprio per questa filosofia, per questa scelta che abbiamo fatto come politica dell'amministrazione, è indispensabile proseguire su questa strada e anche migliorarla ancora anche nel contenuto. Mentre, chiedo scusa, vediamo Chiara Rosa, che è una delle atlete più rappresentative della nazionale italiana, che oggi fa un collaudo proprio qui nella pedana di Caorle, quindi anche un ulteriore motivo di interesse di questa manifestazione. Vediamo la misura e poi continuiamo il nostro discorso, perché mi sembra una misura piuttosto interessante, tra l'altro. Ha alzato le braccia al cielo e lei non è persona ad alzare le braccia al cielo per niente. 17 e 17, diciamo che è un buon inizio. Allora continuiamo pure a discorrere. Mi è piaciuto quel riferimento alle diversità, perché non solo, cioè, è troppo bello parlare degli atleti forti, eccetera, ma anche certo. Il pensiero anche per gli ultimi, quelli meno fortunati, eccetera. Caorle ha un pensiero anche per queste realtà e questo non può che fare onore a lei e all'amministrazione che lei rappresenta, insomma. Prossimi avvenimenti qui, noi la settimana prossima avremo, intanto vediamo che è partita la prima serie dei metri 100, ci dividiamo tra
il sindaco di Caorle e la pista, e ecco l'arrivo in corsia 5, 11.44, un po' leggermente al di sotto delle proprie potenzialità. Dicevo di questa attenzione per le persone meno fortunate, perché insomma è una cosa che fa onore alla vostra amministrazione, e perché dicevo è facile occuparsi dei grandi campioni, quelli che il grande nome che ti dà il gas, però quando parli degli ultimi parli di persone che non ti danno lustro. Assolutamente, nel senso che l'accettazione della diversità io la vedrei anche sotto diversi profili, innanzitutto